È Loriano Bedin, 67enne, residente a Tiezzo di Azzano X, l'uomo che ha confessato l'omicidio del patron di Telepordenone, proprietario dello storico garage Venezia, Mario Ruoso, ucciso brutalmente all'età di 87 anni nella sua abitazione a Porcia di Via del Porto. Bedin, storico collaboratore dell'imprenditore, durante l'interrogatorio nelle scorse ore in questura a Pordenone, davanti al pubblico ministero Federico Urban, ha ammesso le proprie responsabilità nell'omicidio. So che è una persona abbastanza educata, disponibile, buongiorno, niente, non avevamo altri tipi di rapporto. Io lo vedevo uscire la mattina perché andava a lavorare e rientrare la sera. Nella notte gli agenti della Polizia di Stato erano arrivati nella sua abitazione di Via Toti, dove lo hanno trovato in compagnia della propria compagna, una cittadina straniera. Su di lei sono ancora in corso accertamenti da parte degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, Ruoso ha aperto la porta del suo attico al 7° piano al suo aggressore. A quel punto è stato colpito una prima volta alla testa con una spranga metallica. Il cavaliere è quindi scivolato, cadendo e battendo ulteriormente la testa contro lo spigolo di un mobile. L'uomo lo ha poi colpito nuovamente, più volte con la stessa spranga. Un omicidio particolarmente violento che ha scosso profondamente tutto il territorio. Subito dopo il delitto sono scattate le ricerche dell'arma. Gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla scientifica, hanno setacciato l'area attorno alla palazzina, controllando i bidoni della zona lungo la strada statale 13, nota anche come Ponte Bana, il cortile interno e anche il deposito del garage Venezia. La spranga metallica utilizzata per l'aggressione è stata poi ritrovata nelle scorse ore a Prata di Pordenone, in una porzione del fiume Meduna, grazie al lavoro dei vigili del fuoco intervenuti su indicazione della Polizia di Stato, che ha concentrato le ricerche proprio lungo il corso d'acqua. Bedin è attualmente difeso d'ufficio dall'avvocato Walter Boutignon. Sul movente sono ancora in corso gli accertamenti degli investigatori, ma tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero possibili ragioni economiche alla base dell'omicidio.